Intanto vi ringrazio di essere presenti in questa giornata che si inserisce nelle giornate nazionali della salute della donna e all'interno delle giornate programmate dall'Osservatorio Onda per quanto riguarda, in collaborazione con gli ospedali, col Bollino Rosa. Abbiamo avuto questo ritardo legato a un problema tecnico, come vi dicevo, nella sala incontri e quindi ci siamo spostati qui nell'ufficio di Daniele Caprara. La dottoressa Signorelli si scusa per non partecipare in video in quanto è in ferie, però mi aveva assicurato di essere presente, ma non riesce a collegarsi, per cui vi saluta tutti, vi dà il benvenuto. Questo è un momento importante di presentazione di un progetto che ha una grande rilevanza per la nostra azienda sanitaria, in quanto l'ULSS-9 è stata individuata come azienda che attuerà per la Regione Veneto il progetto coordinato e predisposto dalla dottoressa Elena Narne, che è il direttore dell'unità complessa di screening e valutazione di impatto di Azienda Zero. Io ringrazio loro, ringrazio i partecipanti e darei la parola in questo momento alla dottoressa Narne. Ci sei, Elena? Ci sono, grazie a voi dell'invito e anche dell'occasione per incontrarci direttamente con gli operatori dell'ULSS-9. Ringrazio prima di tutto la Regione e la Direzione Prevenzione perché ha creduto in questa proposta e con una delibera e un idoneo finanziamento ci ha dato questa possibilità di portarla avanti. E poi ovviamente ringrazio la direzione strategica dell'ULSS-9 che ha colto, diciamo, questa occasione e ha visto in modo lungimirante anche la possibilità di sviluppare il progetto. Vorrei presentarvi alcune diapositive, se possibile, in cui illustrerò alcuni aspetti che riguardano da un lato un po' quello che sta alla base e dall'altro poi lo sviluppo stesso che abbiamo cercato di portare avanti. Avevamo già ipotizzato, poi vedremo, in periodo pre-Covid e poi ci siamo un attimo interrotti, ma il periodo è servito anche per fare ulteriori valutazioni. Eccoci siamo, scusate, grazie. Allora, dicevo che il porre al centro la donna è comunque l'obiettivo principale, perché ci siamo concentrati su questo screening cervicale. Il tutto nasce da un percorso che abbiamo fatto a livello regionale sul lean management, nel quale abbiamo identificato questo screening come punto di riflessione e dentro la filosofia che sta alla base del lean management, la decisione di porre sempre al centro la donna che chiede comunque delle prestazioni di qualità, perché non vuole sperimentare qualcosa in cui non si ha certezza che funzioni altrettanto bene come quanto gli è stato proposto fino ad adesso, che però deve trovare anche dei vantaggi aggiuntivi, quindi l'ipotesi di poter avere un'occasione in cui c'è un minore impatto nella propria vita personale e lavorativa, deve avere delle semplificazioni logistiche, quindi anche la necessità di non doversi spostare, di non dover trovare parcheggio e avere comunque un'offerta di prestazione che non le crei disagi aggiuntivi. Se l'ottimo è creare qualcosa che le dia anche un comfort maggiore, ma sicuramente non deve dare un disagio rispetto a quello che è il gold standard. E poi la possibilità di scegliere. In questa delibera è indicato sempre il fatto che, come abbiamo condiviso proprio anche con i responsabili screening della vostra ULSS e tutta l'equipe, è importante che la donna possa comunque scegliere se accettare questa proposta o se invece rifiutarla per tornare a una proposta di screening tradizionale. Quali tipi di autoprelievo? Allora, proprio quest'anno c'è stato, anzi l'anno scorso quando abbiamo lanciato il progetto, la stampa ha presentato delle ipotesi concrete di proposta di kit per l'autoprelievo disponibili in farmacia. Questa cosa ha fatto riflettere anche su qual è la vera differenza e che cosa si richiede in un progetto di autoprelievo dentro lo screening. Allora, fermo restando tutti i presupposti che abbiamo detto prima, quindi la certezza che sia una proposta di qualità, è importante per noi che venga garantito il messaggio che anche con l'autoprelievo siamo sempre dentro un percorso di screening. Quindi, dal nostro punto di vista, la vera differenza è tra un autoprelievo fuori, che non è un percorso di screening organizzato, e un autoprelievo con una totale presa in carico della donna, che è quello invece che abbiamo inserito all'interno del progetto.
Diversa la letteratura, ma non approfondirò questo aspetto perché verrà poi presentata dalla dottoressa Del Mistro, che ringrazio anche lei perché fa parte del gruppo che ha sviluppato proprio la parte anche organizzativa di implementazione del progetto. Letteratura che ad oggi si è focalizzata soprattutto su studi particolari in particolari fasce di donne non aderenti, donne che appartengono a determinate fasce sociali o che hanno rifiutato per determinati motivi la proposta di screening. La novità forse in cui volevamo già in un'epoca pre-Covid andare avanti era che il progetto prevedeva la partecipazione di un gruppo di donne che sarebbe stato chiamato normalmente a partecipare al percorso di screening. Quindi non solo donne non aderenti, ma anche le donne ad un primo invito. E poi vedremo anche qual è la popolazione target interessata. Questa delibera appunto 1100 del 30 luglio 2019 sono indicati alcuni comuni che in realtà corrispondono poi ai comuni del prelievo, quindi corrispondono a comuni di afferenza di alcune donne che possono essere residenti anche in una fascia più ampia di territorio della vostra ULSS 9. Totale donne che avevamo ipotizzato sono 10.000 e come vedete donne aderenti sono circa 2.000, quindi donne per le quali c'era già un percorso passato, e donne non invitate al round precedente, quindi di primi inviti, sono circa 8.000. Durante le fasi di sviluppo di lavoro abbiamo partecipato insieme appunto ai vostri responsabili e referenti dell'ULSS, che hanno identificato specialisti interni e anche esterni per mappare le varie fasi di lavoro. Sono stati identificati i criteri dei dispositivi che sono stati acquistati, i criteri anche per il servizio di postalizzazione che è andato a buon fine da un punto di vista formale, ha avuto qualche intoppo, ma so che sono problemi ben presidiati. È stato poi definito un percorso anche specifico perché all'interno del campione per HPV, stiamo parlando appunto di un autoprelievo per HPV, l'autoprelievo non è idoneo per il PAP, per cui la donna positiva dovrà essere richiamata in ambulatorio. È stato predisposto poi materiale informativo con un modulo di gradimento molto molto semplice che chiediamo alla donna di restituire e anche abbiamo collaborato alla campagna comunicativa creata proprio dall'ULSS 9 al quale noi abbiamo contribuito, ma ci siamo affidati veramente, ringrazio il pool di esperti che ha portato avanti questa campagna, dopo averla anche testata su alcuni potenziali utenti. Allora, ovviamente siamo in periodo Covid e penso che tutti si aspettino una riflessione su questa interazione tra il progetto e l'emergenza Covid. Come dicevo, il progetto era stato ipotizzato prima e ben venga, perché siamo arrivati in un momento utile, dovevamo partire i primi di marzo con la campagna anche comunicativa e poi l'avvio degli inviti, però alla fine per l'emergenza, che non era solo legata poi al fatto che tanto personale, voi in primis siete stati impegnati e assorbiti nell'emergenza Covid, ma anche perché ci sono stati problemi insorti con la postalizzazione. Perché, non l'ho spiegato bene, ma molti di voi già sanno, il progetto prevede la spedizione del dispositivo a casa che la donna, dopo aver eseguito l'autoprelievo, potrà rispedire direttamente al laboratorio. Ecco allora che uno degli elementi fulcri era proprio anche questo elemento di postalizzazione che in periodo Covid ha avuto effettivi problemi. Nel post acuzia, perché ovviamente sapete tutti che il problema Covid non si è risolto, ma siamo in una fase di transizione, è anche vero che questo sviluppo potrà rappresentare un modello regionale di questa necessità di convivere da un lato con la presenza del virus SARS-CoV-2 senza tuttavia rallentare i successi e tutto ciò che è stato acquisito ad oggi attraverso i programmi organizzati di screening. Quindi il progetto benissimo che parta con voi a livello di ULSS 9, molti anche a livello superiore regionale e anche a livello nazionale ci stanno guardando per capire effettivamente quali siano le potenzialità di questo strumento in questa situazione particolare che stiamo vivendo. Essendo un percorso organizzato di screening, ovviamente è monitorato e all'interno della delibera sono espressi anche gli indicatori che verranno valutati, per cui non si parlerà solo di tassi monitorati per l'adesione allo screening,
ma anche la percentuale di campioni inadeguati e la detection rate, ovviamente coi tempi che richiede, per le lesioni di grado CIN2+. Verranno monitorate anche le donne che, pur avendo ricevuto un invito su autoprelievo, chiederanno, perché alcune di queste ci saranno, di shiftare verso il prelievo tradizionale, perché ovviamente, pur sperando molto che il progetto dia buoni risultati, siamo aperti a vedere gli effettivi sviluppi e quindi dobbiamo monitorare quante donne invece chiederanno di passare o di ritornare a un prelievo tradizionale. E poi abbiamo creato un brevissimo modulo, sostanzialmente un modulo di gradimento, che vuole raccogliere le impressioni sia di chi ha deciso di aderire al programma con 2 domande e chi ha deciso di non aderire, sperando appunto che anche il soggetto che si è visto recapitare la busta abbia comunque il desiderio di contribuire a spiegarci perché. È ovvio che c'è una quota anche di bias in questa selezione, molte donne che decideranno di non aderire non vorranno farci sapere il perché o per n motivi non risponderanno. Però abbiamo ipotizzato comunque di raccogliere questi elementi. Io vi ringrazio, spero di aver illustrato brevemente quelle che potevano essere alcuni spunti di riflessione e poi resto a disposizione per altre domande. Va bene, grazie. Grazie Elena dell'intervento che ha spiegato come è nato e anche quando è nato questo progetto. Io ringrazio anche le ostetriche perché questo è un momento formativo importante di condivisione, in quanto, come già hai ben citato te, doveva partire il 9 marzo il progetto stesso, con una serie di criticità ci ha portato adesso a presentare. Questa è la fase propedeutica, per cui per me è importantissima la condivisione sia con le ostetriche del territorio, del distretto di Legnago, del distretto di Bussolengo, del distretto 3, 4 e 1, 2, e sono state invitate tutte e vedo che sono presenti, perché loro sono il confronto con il territorio, con le donne, loro direttamente lavorano con le donne e sono un grande supporto per l'attività di screening della cervice uterina. E inoltre ringrazio Cittadinanza Attiva che vedo col dottor Roberto Venditti presente, che sono anche loro un presidio sul territorio delle attività che noi facciamo, vedo che sono numerosi nella sala presenti, ringrazio e poi avranno modo di fare domande. Adesso io passerei la parola alla dottoressa Del Mistro, Anna Rosa Del Mistro, che fa parte del gruppo di lavoro che è stato istituito per questo progetto ed è il direttore dell'unità complessa di immunologia e diagnostica molecolare dello IOV ed è una grande esperta di HPV test, vero dottoressa? Per cui insomma è responsabile coordinatrice del gruppo GISCI, insomma grande lavoro fatto sul tema. Per cui da lei chiederei quali sono le esperienze fatte in altre regioni o anche le sue esperienze. Sentiamo poco Anna Rosa, almeno io non sento. Allora, io direi, dottoressa Del Mistro, possiamo riesco a parlare io allora. Volevo dire come ci siamo organizzati finché la dottoressa Del Mistro si ricollega. Allora direi come ci siamo organizzati nell'ULSS 9 per attivare questo progetto. Innanzitutto è stato fatto questo gruppo di lavoro in cui erano presenti il personale degli screening, la dottoressa Grego, la dottoressa Lucchi, Jessica Martello, io. Erano presenti i ginecologi, il dottor Bulgarelli, il dottor Romagnolo, Torazzina, la direzione sanitaria insieme con la dottoressa Narne e Del Mistro e abbiamo pensato come attivarlo nel nostro territorio. La cosa fondamentale è stata quella dell'acquisto dei dispositivi di autoprelievo e questo ci ha comportato, si tratta di dispositivi che sono già in commercio, quindi sono già stati sperimentati, già accreditati, quindi è stata la fase dell'acquisto dei dispositivi e poi c'è stata, e quindi fa parte dell'azione preliminare, e poi quella della stipula del contratto della postalizzazione. Come voi sapete la postalizzazione è fondamentale perché la lettera che viene spedita alle donne è una lettera che presenta all'interno il kit con il dispositivo autoprelievo, con una serie di informazioni per la donna per eseguire il test che poi la Miriam Prestiano vi farà vedere, ed è tracciabile, recuperabile ed è identificativo del prelievo stesso.
Quindi questa è stata tutta la fase preliminare di preparazione. In altro abbiamo organizzato anche una serie di flussi che poi vi faremo vedere, di come funziona l'autoprelevo, identificativo delle donne, la spedizione delle risposte negative e poi c'è tutto il monitoraggio degli inadeguati, come ha detto la dottoressa Narne. L'altra questione importante è quella di inserire, siccome questo autoprelevo è a tutti gli effetti inserito nei programmi di screening, tutto il processo è inserito all'interno del sistema informatico regionale. Questo ha comportato un lavoro di tipo un lavoro importante anche da parte del sistema informatico regionale. Quindi tutta la parte poi di raccordo con il laboratorio, il dottor Colombari porta i suoi saluti perché non ha potuto esserci perché è impegnato a Bologna in un congresso, però tutta la parte di raccordo con il laboratorio analisi, che è lo stesso laboratorio che fa le analisi HPV test consueti che vengono fatti con la modalità tradizionale. Quindi tutta questa parte è stata la fase preliminare. Quindi tutta questa gestione, per cui siamo alla fase conclusiva, abbiamo acquistato i dispositivi, tutto pronto per la partenza, stiamo rivalutando il discorso di tracciabilità dei kit e quindi saremo pronti per la spedizione che indicativamente avverrà verso fine estate e quindi l'inizio dell'autunno. Quindi le donne riceveranno a casa. Cosa riceveranno a casa le donne? Allora, io darei la parola a Miriam, a meno che la dottoressa Miriam Prestiani, che vi spiega cosa riceveranno a casa le donne, in modo che voi siate informati su cosa arriva l'utente. Prego Miriam. Miriam è l'assistente sanitaria che segue la parte un po' pratica, nel senso che riceverà le telefonate delle donne, perché, come diceva la dottoressa Narne, non è obbligatorio, la donna può accettare e vedremo i vantaggi dell'accettarla, nel senso che non deve recarsi all'ambulatorio, ma potrebbe anche dire no, voglio accedere nella modalità tradizionale all'ambulatorio, per cui ci sarà nella lettera un numero telefonico che permetterà alla donna di scegliere di essere inserita nell'ambulatorio HPV test. Prego Miriam. Grazie, buongiorno a tutti, mi sentite? Si sente? Sì. Perfetto. Allora vi mostrerò quindi cosa riceveranno le donne a casa. Ok. Allora questa quindi, come ha detto la dottoressa, le donne riceveranno a casa una busta con dentro l'invito dove viene specificato cosa troveranno all'interno, quindi il modulo di gradimento, la provetta, un opuscoletto informativo e questo invito, dove è presente appunto come effettuare l'autoprelievo, quando effettuarlo, il numero appunto di segreteria nel caso in cui la donna decidesse di non aderire al programma e quindi di prenotare la seduta in ambulatorio seguendo quindi il protocollo ordinario. Poi troverà, se vedete bene, le istruzioni per come effettuare questo autoprelievo, quindi vari step da eseguire. Vedete qua tutto è anche raffigurato. Molto importante anche quindi l'informativa sul trattamento dei dati personali. Quindi questo è l'esempio appunto di quello che arriverà alla donna. In più, come dicevamo prima, anche il modulo di gradimento. Il modulo di gradimento che appunto riprendo come già hanno precedentemente riportato la dottoressa Zambelli ed Elena Narne, è molto importante per valutare l'impatto che avrà questo programma di screening sulle donne. Quindi c'è una sezione dedicata alle donne che decidono di aderire al programma e una sezione, appunto qui la sezione B, dedicata alle donne invece che hanno deciso di non aderire. E quindi in entrambi i casi questo modulo deve essere compilato e rispedito dalla donna. Poi troviamo anche quindi questa locandina all'interno sempre della busta
troverà quindi questo slogan del progetto. E appunto a chi è rivolto? È rivolto quindi alle donne tra i 30 e i 64 anni, a tutte le donne quindi residenti aventi diritto, partendo appunto dal distretto di Legnavo. Qui sotto anche il numero riportato dalla segreteria e anche l'email. E inoltre anche in breve una spiegazione di cos'è il test HPV, che cos'è l'autoprelievo, per informare un po' la donna, ecco, se è un test, se è un autoprelievo è sicuro, e poi la prassi che seguirà nel caso in cui è positivo. Quindi queste sono le brevi informazioni che la donna riceverà sempre a casa. Per vedere appunto come viene gestito quindi il progetto autoprelievo, quindi c'è proprio un diagramma di flusso, una flowchart che abbiamo preparato, dove spiega appunto la gestione di questo progetto. Quindi in breve il kit arriva alle donne. La donna può decidere appunto di aderire o meno al progetto. Se la donna decide di non aderire, contatterà la segreteria degli screening e quindi fisserà l'appuntamento e seguirà quello che è il protocollo ordinario. Nel caso in cui la donna decidesse invece di eseguire l'autoprelievo, seguirà tutte le istruzioni che troverà nella lettera, e questo verrà poi spedito per posta. Ripeto, è una busta preaffrancata, etichettata e tracciabile. Verrà mandato tutto in laboratorio. Nel caso in cui il test fosse positivo o inadeguato, queste donne verranno inserite in delle sedute che sono delle sedute dedicate per la ripetizione dell'HPV inadeguato o, se appunto positivo, per effettuare il PAP test di triage, e da lì poi si ripristina quello che è il protocollo ordinario, il flusso consueto. Quindi nel caso in cui fosse positivo secondo livello colposcopia, negativo richiama 1 anno. E può capitare anche che il kit non arrivi alle donne, quindi che ci sia una mancata consegna. Questo kit viene restituito tramite postella alla segreteria di screening, che verificherà l'integrità appunto del kit e contatterà le donne appunto che non hanno ricevuto il kit, e capirà un po' le loro intenzioni, se vogliono aderire o comunque prenotare invece un esame, seguire il flusso quello ordinario e quindi prenotare in ambulatorio. Quindi questo è un po' in breve quello che è la gestione, questo flusso, la gestione del progetto dell'autoprelievo. Penso che si sia visto. Okay. Bene. Miriam, per cortesemente fai vedere il volantino che è stato predisposto per allora, il volantino, eccolo qui. Pronto? Una Rosa, hai problemi? Questo è il volantino, appunto quello che è stato predisposto, che come dicevo prima arriverà anche alle donne a casa. Grazie Miriam, grazie. Allora, volevo solo puntualizzare un aspetto. Questo volantino che vi fa vedere Miriam è quello che arriverà a casa delle donne e che sarà esposto nei vari punti dei centri, degli ambulatori, di screening. Il messaggio è stato definito dal gruppo di lavoro che l'ha pensato proprio per favorire l'adesione allo screening. Lo screening arriva a casa tua. Si tratta del test, lo stesso test che viene fatto in ambulatorio, fatto con autoprelievo. Si diceva prima che il test di elezione primario HPV test può essere fatto anche autonomamente a casa. Il messaggio che si vuol dare è partecipare all'attività di screening. Eccolo qua, il volantino che verrà inserito dentro con tutte le informazioni. Va bene. Miriam, hai terminato? Grazie, grazie mille. Allora, adesso io darei la parola alla dottoressa Del Mistro, che però devo mettere in viva voce dal telefono. Dottoressa Del Mistro, mi senti? Sì, benissimo. Perfetto. Grazie.
Ditemi voi se riuscite a sentirla, che ho messo in viva voce dal mio telefono. Anna Rosa, prego. Grazie, buongiorno a tutti, scusate ma abbiamo proprio un problema con la nostra rete e anche un collega sta avendo lo stesso problema. Allora io ringrazio per l'invito e mi aggiungo e proseguo un po' il discorso che aveva iniziato la dottoressa Narne. Effettivamente sull'autoprelievo come modalità per aumentare la partecipazione allo screening, soprattutto delle donne non aderenti, ha una storia che ormai ha diversi anni, sia in varie parti del mondo, ma anche in Italia e anche in Veneto. Per quanto riguarda la nostra precedente esperienza, negli anni 2011-2012, abbiamo partecipato ad uno studio multicentrico italiano che ha coinvolto 6 programmi di screening, di cui 2 in Veneto, l'ex ULS 17 e l'ex ULS 7, che ha coinvolto 1500 donne per ognuno dei 2 programmi di screening, non aderenti all'ultimo invito di età tra i 30 e i 64 anni, offrendo 3 possibilità, cioè randomizzando le donne con 3 diverse proposte. La lettera di invito classica per il prelievo da operatore, l'invio a casa del kit di autoprelievo e l'invito a ritirare in una farmacia vicina il kit di autoprelievo come un po' sulla falsariga di quello che veniva già offerto per lo screening del colon retto. Quello che abbiamo avuto così molto rapidamente come risultati è stata un'adesione grosso modo del 20% con l'invito classico, una bassissima adesione inferiore a quella dell'invito classico per il ritiro in farmacia, ma una buona risposta superiore al 33% per quanto riguarda l'invio a casa del kit di autoprelievo. Anche in quel caso era stato aggiunto un piccolo questionario che aveva l'obiettivo soprattutto di capire come le donne si sentivano nell'effettuare l'autoprelievo, che diversa accettabilità o preferenza avevano rispetto al prelievo da operatore. E quello che è emerso è che la grandissima maggioranza delle donne si è sentita tranquilla, a proprio agio e confidente nel prelievo fatto, le istruzioni erano chiare, tutta la procedura era facilmente eseguibile. E l'80% dichiarava di preferire l'autoprelievo al prelievo da operatore. Dei risultati molto simili in termini anche proprio percentuali è quello che sta anche in questo momento avvenendo in Toscana, dove è effettivamente in corso l'utilizzo dell'autoprelievo all'interno del programma di screening. Quindi diciamo che ottima accettabilità, buona confidenza e anche un altro dato che abbiamo potuto raccogliere per quanto riguarda i 2 programmi di screening del Veneto è che poi c'è stata anche un po' di fidelizzazione delle donne che erano state coinvolte in questo studio, che al round successivo hanno partecipato in percentuale un pochino superiore rispetto a quello che era avvenuto precedentemente allo studio. Dal punto di vista tecnico, come diceva la dottoressa Narne, l'autoprelievo non è adeguato per l'esecuzione della citologia, del pap test,
ma è perfettamente adeguato per metodiche molecolari, quindi per la ricerca del test HPV, ma in prospettiva anche per i nuovi biomarcatori molecolari che sono allo studio e che potrebbero affiancare o sostituire la citologia per il triage delle donne HPV positive. Quindi sicuramente è un modo per andare incontro alle donne, perché possono effettivamente effettuare il prelievo stando a casa senza spostarsi. Per alcune gruppi particolari di donne è stato, soprattutto in altri paesi a livello europeo, è stato raccolto come dato che se non ci fosse l'autoprelievo non parteciperebbero, perché magari ci sono, penso alle immigrate, magari anche proprio delle difficoltà anche culturali o delle differenze culturali, ed è assolutamente un sistema che ci mette anche già nella prospettiva futura di ulteriormente implementare e migliorare lo screening, quindi dandoci degli strumenti in più anche da un punto di vista proprio della proposta, oltre che andare incontro a delle esigenze logistiche delle donne. E soprattutto la grande buona accettabilità delle donne che hanno partecipato è sicuramente un buon presupposto perché anche questo progetto ci dia dei buoni risultati. Grazie. Grazie Anna Rosa. Adesso io darei la parola alle ostetriche del territorio, quindi se qualche ostetrica, coordinatrice ostetrica vogliono fare qualche domanda o qualche intervento, ben accetto. Prego. Buongiorno, intanto dico due parole io sono Marta e sono il coordinatore dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia di Villafranca, ma anche del Dipartimento materno-infantile della Scaligera. Quindi in questo senso mi sembra, volevo intervenire e dire due parole. Mi sembra di aver capito quindi che il progetto parte a Legnago, distretto 3, giusto? Sì. E ci sono già dei presupposti per sempre all'interno della Scaligera per gli altri distretti, oppure si inizia lì e il progetto viene valutato in quest'area, giusto per avere un'idea di come si estrinsecherà poi all'interno dell'azienda il progetto? Allora, Elena, parlo io? Mi sentite? Allora, il progetto... Sì, Lorena, lasciate la parola, poi integro se serve. Va bene, certo, grazie. Allora, grazie Marta. Allora, il progetto, come ha detto la dottoressa Narne, è stato fatto nel 2019, dicembre 2019, la situazione era completamente diversa. Adesso la realtà Covid e post-Covid ha cambiato un po' la situazione. Certamente l'idea è di partire dal distretto di Legnago e di rivalutare in base alle esigenze, perché potrebbe essere anche esteso a tutta l'azienda sanitaria. Quindi stiamo valutando questa possibilità anche con la direzione e con l'azienda Zero, dottoressa Narne, o con la direzione della prevenzione regionale. Sì, oltre a confermare appunto quello che dice la dottoressa Zambelli a livello delle ULSS 9, come forse avete potuto notare anche nelle lettere formali che hanno succeduto poi la ripresa delle attività ambulatoriali e delle attività dei dipartimenti di prevenzione, è stato proprio citato il progetto con quell'attenzione che c'è a livello regionale per capirne le potenzialità, proprio per estenderlo anche nelle altre aziende, perché effettivamente, dicevo prima e non vorrei dopo ripetermi troppe volte, visto il quadro in cui stiamo vivendo, è veramente un'ottima proposta da considerare rispetto a un'alternativa in cui una donna magari per paura di affrontare ambienti sanitari o di trovarsi a rischio per altre infezioni può decidere di interrompere anche solo temporaneamente il proprio screening. Quindi è un'occasione in più sempre per garantire questo rapporto di fiducia che abbiamo con le donne e anche per offrire qualcosa in più a chi il rapporto di fiducia fino ad oggi
ha cercato o di evitarlo o ha trovato delle altre alternative. Grazie. No, credo di poter interpretare il sentire delle donne per quel che posso aver sentito, insomma, in questo periodo, ed è sicuramente un progetto che le mette veramente in primo piano, e credo che non potrà che essere facilitante per loro. Noi abbiamo sempre avuto, come tutti, tantissimi problemi di rinunce per mancanza di tempo, mancanza di possibilità di permessi dal lavoro, piuttosto che anche a volte dal punto di vista di distanze rispetto al domicilio. Quindi questo progetto sicuramente questi aspetti insomma, va incontro alle donne, ed è un'ottima, secondo me, possibilità. E sarà molto interessante capire, come dicevate prima, poi a livello, diciamo, di adesione e quant'altro, cosa saranno i numeri effettivi. E un'altra domanda mi viene, ovviamente un po' calata sul lato invece organizzativo delle ostetriche del territorio, del consultorio. Avete già soppesato quanto il fatto dell'autoprelievo possa ridurre l'attività e quindi la necessità che l'ostetrica venga, diciamo, dedicata allo screening, come invece fino adesso era doveroso ci fosse in servizio per gli inviti che venivano spediti e quindi dovevano venire le pazienti. Sì. Allora, stiamo facendo questa valutazione e a breve avremo un incontro anche con voi coordinatrici ostetriche, sia con Alessandra Campo, sia con Marta Spiri, anche con la danese Daniela, proprio per capire, perché siamo partiti col PAP test e con l'HPV test ad un anno, questi sono già partiti, però la questione è legata al fatto della disponibilità degli ambulatori, oltre alla disponibilità dell'ostetrica, che alcune sono ancora impegnate sull'area Covid, e quindi bisognerà fare un confronto su questo. L'idea è di confrontarci per vedere la disponibilità degli ambulatori. Attualmente partiamo con l'HPV test ancora sugli ambulatori finché partirà l'autoprelievo. Questo è per non aggravare ulteriormente i ritardi che abbiamo, Covid o pre-Covid. Quindi insomma stiamo facendo una valutazione complessiva dell'ULS-9 come attività che ci sono, come arretrati che ci sono, per andare incontro il più possibile anche che il programma sia efficace, insomma, rispetto alle scadenze ed altro. Quindi faremo questo primo confronto con voi e nel frattempo valuteremo anche come implementarlo su tutta l'ULS, insomma. Però con un confronto con la regione prima dovremo fare. Grazie, dottoressa Zambelli. Prego. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, salve, mi sentite? Sì? No, trovo molto interessante questa proposta, questo progetto, credo che ci sarà molta adesione. Volevo solo sapere se l'informativa che inviate sarà anche multilingue, visto la popolazione del nostro territorio con ampia popolazione straniera. Allora, l'informativa si era pensato inizialmente, ma quella che è stata fatta era ad un'unica lingua italiana. Okay. Quindi potrebbe essere un'ipotesi di miglioramento questo. Sì, bisognerà appunto magari valutare dopo l'avvio se la popolazione straniera risponde oppure se perdiamo quella fascia di popolazione che comunque vedo che veniva nei nostri ambulatori. Sì, difatti questo sarà da valutare, farà parte del monitoraggio e della valutazione che la dottoressa Narno, di cui è responsabile, cui all'interno del progetto è la coordinatrice di questa attività. Certo. Questo da tenere presente sicuramente. Scusate, no, Rosa? Sì. Prego, ci sono altri Sì, scusi. Sì. Perfetto, allora vuoi che ti metto in viva voce? Sì, allora dottoressa Del Mistro la metto in viva voce perché ha un intervento in merito. Prego, dottoressa. Anna Rosa, aspetti. Ecco, vai. Buongiorno, rispetto alla domanda sulla lingua in cui la lettera arriverà a casa
Capisco che la lettera in questo momento non può essere che in italiano perché si parte. Un suggerimento potrebbe essere quello di scaricare dal sito GISCI il materiale informativo sullo streaming con HPD che esiste già pronto in 9 lingue. Quindi potrebbe essere, diciamo, scaricato, stampato e allegato alla lettera. Se avete, diciamo, una popolazione, un territorio in cui la presenza di altre etnie è significativa. Bene, grazie Anna Rosa, grazie. Tra l'altro, se posso aggiungere anch'io un'ulteriore considerazione, è che il materiale multilingue è stato anche già collezionato in quei poster che abbiamo distribuito all'interno delle aziende con lettura attraverso il QR code. Non so se sono presenti questi poster anche nelle vostre aziende, ma potremmo creare qualcosa e ringrazio veramente anche la dottoressa Campo per il suggerimento, qualcosa di simile con un QR code in queste lettere, per cui invece di appesantire ulteriori fogli in altre 4 lingue potremmo aggiungere un link molto semplice per avere lo stesso, anche semplicemente il dépliant, magari poterlo tradurre in arabo piuttosto che in quelle lingue che magari sono poi meno, diciamo, corrispondenti rispetto all'italiano o all'inglese, per cui per quelle fasce di popolazione dove c'è maggior difficoltà. Quindi, veramente grazie per il suggerimento, se c'è tempo potrebbe essere una buona idea. Ok, grazie. Grazie Alessandra. Ci sono altri interventi? Daniela, Dainese, ci sei? Sì, ci sono. Ma tra le domande che ha fatto Marta e Alessandra penso che le risposte siano state date e noi attenderemo per la nostra area territoriale del distretto 1 e 2 che ci diate indicazione su quando partire, se si partirà anche per noi a settembre, o noi intendiamo la nostra popolazione, o quando potrà essere, ecco. E poi si vedrà appunto l'adesione. Dopo personalmente ognuno può avere la propria idea, magari l'età più giovane dalle 30 ai 50 anni le vedo molto più facile come utilizzo di questa metodologia. Nell'età un po' più avanzata forse ci sarà più adesione ancora a livello ambulatoriale, ma si vedrà, perché credo che ogni popolazione poi cambi anche proprio in base alle proprie caratteristiche culturali, quindi vedremo un po' come sarà l'adesione, ecco. Cioè, ci incuriosisce anche questo, credo. Bene, sì, interessante anche vedere come va, perché effettivamente ci sarà una diversità anche di territori, immagino, no? Sì. Il centro città rispetto alla periferia, un distretto rispetto a un altro, la popolazione cambia e quindi ci sarà. Per cui insomma saranno valutati tutti questi aspetti. Ci sono altre domande, altri quesiti, dubbi? Va bene, allora noi ci aggiorneremo. Adesso non so se Elena vuole fare qualche altra considerazione, ma noi ci aggiorneremo, io credo, all'inizio di settembre, magari ci troveremo per fare il punto e vi diremo come intendiamo procedere e quando partirà, perché l'ipotesi adesso è di partire in autunno e quindi settembre-ottobre arriverà la lettera a casa, vi aggiorneremo in merito ai dettagli su questo. Elena, volevi dire qualcosa? Io volevo soltanto ringraziare voi per l'invito e soprattutto tutto il gruppo delle ostetriche, perché spero e auspico che anche con un passaparola tra colleghi passino dei messaggi positivi di promozione. Senza il vostro supporto il progetto sarebbe partito male e comunque se non c'è appunto un vostro credere in questa cosa potrebbe non avere tutte le carte per andare avanti. Quindi veramente grazie anche per oggi, per aver partecipato e buon lavoro per tutto il resto e buone ferie per chi avrete. Bene,
Io mi unisco ai ringraziamenti, vi ho detto fin dall'inizio che siete voi il braccio dello screening, perché operativamente siete a contatto con le donne. Grazie del vostro lavoro che fate quotidianamente, grazie del supporto che darete a questo progetto, e vi daremo conto di come sta andando e come proseguirà. Ringrazio anche tutti i ginecologi che hanno sostenuto, il dottor Colombari che fa la parte tecnica, la dottoressa Del Mistro che lo sostiene dallo IOV come esperta di questi programmi, di questo progetto. Ringrazio tutti, le coordinatrici, un arrivederci a presto. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie. Grazie, arrivederci.